L'ondata di colpi in abitazione tra attentati e riusciti che sta interessando tutto il Bassanese sta creando tanta preoccupazione tra la gente. I ladri hanno rubato a Tezze, a Rosà, a Rossano Veneto, oltre che a Mussolente. In alcune occasioni si sono creati varchi, tagliando recinzioni, fatto sopralluoghi nei giardini alla ricerca di una finestra chiusa male, hanno controllato telecamere e allarmi agendo completamente indisturbati, come vi abbiamo mostrato con le immagini della videosorveglianza che li ha ripresi in azione. Non si sa se si tratti di una stessa banda o se siano più gruppi di malviventi in azione, certo è che mai come quest'anno, in questo specifico periodo, si sono verificati così tanti furti e l'attenzione è alta, anzi altissima. La situazione è, per quanto poco cerchiamo di monitorarla almeno con i sistemi che possiamo utilizzare, quindi per quanto riguarda controllo targhe, videosorveglianza, eccetera. L'unico consiglio che io posso dare è una cosa che l'amministrazione comunale ci crede e abbiamo già iniziato i percorsi, sono i controlli di vicinato, quindi l'attenzione verso quello che succede nelle vie e allertare subito le forze dell'ordine. Perché, continua Franceschini, la denuncia è fondamentale. Maggiore sono le denunce, maggiore è l'attenzione che verrà portata poi sul territorio da parte dello Stato. Ecco, questo si traduce, comandante, con dovete denunciare assolutamente perché più denunce ci saranno, più anche dallo Stato arriveranno anche più forze dell'ordine. Corretto, quindi diciamo così gli indici provinciali e comunali della delittuosità danno più potere anche diciamo così alle forze statali per dare risorse al territorio. Come necessaria la sinergia tra forze dell'ordine, comuni e cittadini per contrastare la criminalità. Ognuno, insomma, deve fare la sua parte. È una cosa che da soli non si può affrontare a meno che non ci sia proprio una squadra, e la squadra non è che le faccia solo le forze di polizia, ma la devono fare anche i cittadini, anzi è auspicabile perché il primo occhio che abbiamo sul territorio sono proprio loro.